Pediatria nel mirino all'ospedale di Licati. Il sindacato CIMO, Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri, denuncia gravi criticità organizzative e l'uso sistematico della mobilità d'urgenza dei medici. Ascoltiamo il segretario regionale Giuseppe Bonsignore. All'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata si registra ormai da tempo una situazione di grave criticità riguardante l'unità operativa semplice di pediatria, situazione causata dalla estrema carenza di personale medico. È una carenza non recente, una carenza cronica che la direzione aziendale non è stata finora in grado di affrontare nella giusta maniera e soprattutto che non riesce a risolvere. L'unica cosa che l'ASP di Agrigento è riuscita a trovare, guarda caso, è quella di scaricare il problema sulle spalle dei medici pediatri dell'ospedale di Agrigento, ai quali da oltre un anno viene imposto di andare a lavorare anche all'ospedale di Licata, con disposizioni di servizio che sono del tutto illegittime. Infatti l'istituto contrattuale della mobilità d'urgenza prevede che questa possa essere attivata ed utilizzata solo ed esclusivamente per fronteggiare situazioni eccezionali e temporanee, non certamente come fattore strutturale di programmazione delle attività. Invece i colleghi di Agrigento, i pediatri di Agrigento, vengono sottoposti a questo andirivieni da Agrigento a Licata, una distanza di 50 km che spesso li costringe anche al pernottamento perché sono pure reperibili durante le ore notturne, e gli vengono negate le ferie, i permessi, soprattutto gli viene negato il giusto riposo fra un turno di servizio e l'altro, e in questo modo si mette a rischio la qualità dell'assistenza. Oggi abbiamo chiesto all'ASP di Agrigento di revocare immediatamente queste disposizioni illegittime e abbiamo nel contempo informato l'assessore regionale della salute, dottoressa Daniela Faraoni, affinché vigili e intervenga se necessario. Non è più tollerabile che delle carenze organizzative e gestionali di competenza del management aziendale ricadano come sempre sulla pelle dei medici, ma soprattutto sulla pelle dei cittadini, sulla pelle dei pazienti, ai quali in questo modo viene negata e non viene garantita la dovuta sicurezza nelle cure. Se la direzione aziendale non è più in grado di trovare il personale per tenere aperta la pediatria di Licata, che se ne prenda atto e si abbia il coraggio di decidere la sua temporanea sospensione in attesa di tempi migliori.